L'appuntamento del venerdì pomeriggio, così come quello del mercoledì, del martedì, è dedicato al sguardo all'interno dell'Università della Calabria, nei laboratori di ricerca, dove ci sono tanti ragazzi che lavorano, progettano, studiano e, come dire, danno vita a quella che è la Calabria che noi vogliamo raccontarvi, quella pulsante, quella vera, quella fatta di intelligenza, di cultura, di capacità, di know-how importante, e con il tentativo di raccontarvi questa Calabria in modo tale che i nostri giovani possano e debbano rimanere qui in Calabria ad aiutare questa regione a crescere. Il collegamento subito, sento in bassa frequenza la voce di Gianluca Pasqua che per noi si trova. Dove, Gianluca? Eccoci qua, buon pomeriggio direttore, siamo nel laboratorio Fattore di Crescita e dei Nutrienti all'interno naturalmente dell'UNICA, il Dipartimento di Farmacia, Scienza della Salute e della Nutrizione. Sono con la dottoressa Erika Cione, biochimico. Questo appuntamento del venerdì lo preferisco perché ho mezz'ora in più per studiare, perché davvero per capire almeno un po' di quello che fanno nei laboratori ci vuole un po' di tempo. Adesso sono pronto però per l'esame. Posso salutare? Parlare Erika Cione. Posso salutare la Certo. dottoressa Erika Cione? Tanti saluti dal direttore. Grazie. Grazie, ricambio. Ciao Attili. Sì, abbiamo aperto le porte di questo laboratorio, abbiamo parlato delle tantissime attività, tutto parte da uno spin-off che si chiama Gala Screen. Mario Scarpelli inquadra il nome di questo spin-off e soprattutto le attività. Gala, qua servono le conoscenze di greco antico e non solo, per dire che tutto parte dal latte materno. Parliamo di bambini nati prematuri, da lì partono le ricerche di Gala Screen per capire qual è l'impatto del latte materno sull'immunità dei bambini, sull'apparato appunto immunitario dei bambini, sulla loro capacità di reagire alle infezioni, e da qui gli studi della dottoressa Erika Cione e naturalmente di Maria Cristina Caroleo e Roberto Cannataro, che poi conosceremo, il nutrizionista, ci farà vedere altre cose. Poi naturalmente nel corso dell'intervento parleremo anche di malattie rare. Ne abbiamo parlato già nel corso del telegiornale. Rare fino a un certo punto, ci ricordava la dottoressa Caroleo, che sono 1 su 2000 nati, sono circa 6-7 mila tipologie, sono problematiche perché non si è mai investito tanto per debellarle, per capire come migliorare la qualità della vita delle persone che soffrono di queste malattie rare, che sono davvero tante. E vedremo anche dei casi concreti, perché questo laboratorio fa sì ricerca di base, ma si è spinto oltre per cercare di entrare sul territorio anche a distanza per migliorare la qualità della vita delle persone che hanno purtroppo queste malattie. Cominciamo da Gala Screen, cominciamo con la dottoressa Cione a parlare del latte materno e di queste novità che voi avete scoperto, che confermano un po' il fatto che il latte materno ha un effetto benefico. Protettivo. Raro è anche, per fortuna, la nascita del bambino prematuro, e per questo poi come spin-off e come attività di ricerca ci siamo focalizzati non soltanto su quello che è il profilo immunomodulatorio del latte materno, ma proprio per dare un contributo alla nascita del bambino prematuro, un momento sicuramente molto molto difficile per il bambino, per la madre, per la famiglia, ma anche per gli operatori sanitari. I nostri studi nascono perché ci occupavamo di microRNA nei meccanismi di secrezione di insulina. Questi stessi microRNA dei meccanismi di secrezione di insulina, quindi qualcosa che viene rilasciato, trasliamo sul latte materno che di fatto viene prodotto e rilasciato. Ci focalizziamo su una triade inizialmente, poi ampliando il pannello con più microRNA di Mirna che hanno un'attività sull'immunità innata.
innata, e quindi nasce questo nostro primo contributo alla letteratura scientifica insieme al primario dell'attuale neonatologia dell'ospedale pugliese Ciaccio di Catanzaro, la dottoressa Lucente. Nasce qui, questo è il nostro primo contributo, magari così lo vedete visivamente, dove praticamente queste piccole molecole, il contenuto di queste piccole molecole proprio nel latte materno riescono a modulare positivamente l'immunità innata del prematuro. Ovviamente continuiamo con quest'altra pubblicazione dove si constata una variazione individuale di contenuto di latte umano, di profilo di microRNA, e quindi ogni madre ha un profilo differente, ma l'outcome clinico nel bambino prematuro è diverso. Le madri che hanno un contenuto maggiore di questi Mirna vedono che il bambino rimane ospedalizzato meno tempo, le madri che ne hanno un contenuto inferiore hanno tempi bambini di ospedalizzazione più lunghi. E poi uno studio retrospettivo nato sempre dalla collaborazione con la dottoressa Lucente, quando lei era facente funzioni qui invece all'Annunziata, dove si analizzano 247 bambini nati a termine ma piccoli per età gestazionale, quindi che hanno bisogno anche loro della neonatologia, e il tipo di alimentazione durante quel periodo delle prime 3 settimane è fondamentale anche per l'assessment sulla body composition. C'è da dire che i prematuri ricevono latte materno fortificato, quindi un latte che viene fortificato da latte artificiale, e anche i nostri studi confermano che l'allattamento misto è paragonabile a quello che succede alla nutrizione del prematuro. Vediamo lo schema, cerchiamo di far capire a chi ci ascolta cosa succede a un bambino che nasce prematuro quando assume il latte materno, e naturalmente un latte materno che viene da una madre che ha un'alimentazione sana, una condizione fisica sana, uno stato di salute ideale. Noi siamo qui, quindi grazie agli approcci poi di nutrizione sperimentale che sono proprio dello spin-off, siamo riusciti a modulare questo contenuto di latte materno, di microRNA di latte materno più basso, quindi modulandolo, quindi aumentandone e arrivando ai livelli più alti che noi abbiamo trovato dai test che abbiamo effettuato. Il bambino, quindi, che si ritrova ad avere un'immunità innata molto molto debole, anziché sviluppare infezioni sistemiche, quindi sepsi, pur avendo altri tipi di problematiche, ha infezioni, diciamo così, più localizzate laddove va in malattia infettiva, oppure non ne sviluppa per nulla sepsi. Questo è stato diciamo qualcosa che abbiamo iniziato anche in collaborazione con il dottore Luciani, che è dell'ospedale di Cosenza, che è un infettivologo, noi lo definiamo il nostro dottor House. Filippo Luciani è stato proprio il trade union tra queste nostre analisi di dati laboratoristici su questi microRNA, sul latte umano che arrivava dalla neonatologia, e quindi le sepsi che arrivavano invece da un reparto di malattie infettive di fatto. Quindi è una risposta più forte ai batteri, sempre che insomma o si ha un'infezione più lieve oppure non si ha l'infezione. Esattamente, esattamente. Quindi questa condizione, diciamo così, di per fortuna rarità di nascita ci ha poi portato, è stato il nostro filo conduttore come Galascreen, quindi non solo latte. Infatti abbiamo cambiato, nonostante il logo sia un logo registrato a livello europeo, abbiamo cambiato la dicitura, quindi non solo più Gala dal greco latte, ma una T rovesciata per la genomica funzionale avanzata. Chi fa biologia sa che il DNA viene tradotto in RNA e quello che va a cambiare proprio è questa T.
quindi la T, la timina nel DNA diventa una U, uracile nell'RNA messaggero e quindi anche nei microRNA. Quindi questa, diciamo, evoluzione di Galascreen che ci ha portato anche alle malattie rare, di cui vi parlerà la mia collega Caroleo, in quanto sicuramente medico e neuroimmunofarmacologo. E infatti ci rivolgiamo a Maria Cristina Caroleo per introdurre. Io comincerei dal caso più palese, più evidente, questo della eritromelalgia, con una paziente che soffriva di una problematica agli arti, in particolare ai piedi, con un gonfiore enorme e molto doloroso, tant'è vero che, mi spiegava la dottoressa Caroleo, non poteva neanche calzare delle scarpe normali, ma utilizzava delle scarpe da gesso, quindi molto ampie, e soprattutto non poteva né deambulare, soffriva tantissimo, tanto da dover mettere i piedi o le mani, nei casi in cui l'eritromelalgia interessi anche le mani, nell'acqua freddissima, fino a screpolare la pelle e avere delle piaghe. Sì, avere delle fissurazioni, avere delle complicanze di natura dermatologica. E questo c'è una paziente, peraltro calabrese, quindi del posto, una ragazza giovanissima, 31 anni praticamente di età, che era affetta da questa malattia già da diversi anni. Tengo a dire che l'eritromelalgia, praticamente questa qui, come diceva lei giustamente, è una malattia in pratica rara e molto spesso riconosce quello che è un difetto genetico legato a una particolare struttura che si trova a livello di determinate cellule nervose, anzi quasi tutte le cellule nervose, chiedo scusa, e sono praticamente i canali al sodio. L'approccio praticamente terapeutico per l'eritromelalgia è un po' un approccio che fondamentalmente tende a due obiettivi, in pratica a normalizzare quella che è la trasmissione nervosa e nello stesso tempo a mitigare quello che è il dolore. I farmaci che si utilizzano sono tantissimi, si va dagli antinfiammatori classici, l'aspirina praticamente per capirci, ad antiaritmici, a farmaci, diciamo così, che hanno un meccanismo centrale come per esempio gli inibitori della ricapitazione della serotonina, le benzodiazepine, fino ad arrivare poi nei casi in pratica estremi alla morfina, perché è l'unico modo praticamente per poter controllare il dolore. Questa ragazza è stata particolarmente sfortunata perché intanto non responsiva, diciamo così, ai vari trattamenti, alla fine è arrivata praticamente alla morfina, ma purtroppo il trattamento con la morfina non è andato a buon fine perché ha sviluppato delle gravi crisi allergiche, quindi un effetto collaterale estremamente, diciamo così, raro, ma che purtroppo può accadere, e quindi aveva la necessità, in pratica stava malissimo, aveva la necessità di trovare quella che era una soluzione, e la soluzione insomma è stata trovata. Peraltro ci tengo a dire che questo lavoro, anche questo, è stato fatto con il responsabile della terapia del dolore, il dottore Russo del reparto nella sezione di oncologia dell'ospedale pugliese Ciaccio, e diciamo così, come estremo tentativo, proprio ultima spiaggia il caso di dire, è stato quello di testare un nuovo farmaco. Questo nuovo farmaco si chiama Ziconotide, e che, diciamo così, è un farmaco che da una parte ha dato un effetto, diciamo così, come dire, che uno si aspettava, perché ha controllato perfettamente il dolore. Dall'altra parte però ha dimostrato un effetto, diciamo così, inconsueto, e noi siamo stati i primi praticamente a documentarlo, cioè questa ragazza non solo ha controllato egregiamente il dolore, ma praticamente ha visto normalizzarsi quella che era la situazione degli arti inferiori, quindi non più edema, non più rossore, e ecco qui vedete subito dopo in pratica la terapia, e la soddisfazione più grande è stata quella, mi raccontava il dottore Russo, io purtroppo non l'ho potuto vedere questo, vederla arrivare alla visita di controllo indossando dei sandali con tacco 12. Quindi quello è stato proprio, diciamo così, la soddisfazione proprio tangibile, da non poter camminare al massimo della femminilità, insomma, ovviamente. Chiaramente questo lavoro poi diciamo così, ha avuto anche una certa risonanza, perché è stato anche inserito nella guida dalla società americana che si occupa solo esclusivamente di eritromelalgia, è stato inserito nella guida, diciamo così, dei pazienti che hanno praticamente queste problematiche, hanno questa patologia, e in pratica in maniera particolare la ziconotide è stato inserito come possibile praticamente approccio
approccio terapeutico. E diciamo così, se questa è stata sicuramente una soddisfazione, la soddisfazione ancora più grande è stata quella di... Restare sull'eritromelalgia per dire innanzitutto che è una patologia che si può presentare sia come effetto secondario di altre patologie. Di altre patologie, ci sono le cosiddette patologie mieloproliferative, ne fanno parte le leucemie e i linfomi, insomma, che possono dare come manifestazione secondaria l'eritromelalgia. Ma la diciamo che il gioco è facile in che senso? Nel senso che risolta quella che è la patologia che l'ha determinata, si risolve automaticamente l'eritromelalgia. In questo caso invece era una patologia unica, primaria. In questo caso era primaria e, come dicevo, praticamente l'indagine genetica ha rivelato che questa paziente, questo soggetto, aveva un difetto genetico per il gene che codifica per i canali del sodio. Quindi la conseguenza di tutto questo era che i suoi neuroni si eccitavano praticamente in maniera molto facile e quindi la trasmissione dello stimolo doloroso era in pratica facilitata, oltre poi tutto il resto che è legato in pratica alla comparsa di edema, agli arti inferiori, cioè di gonfiore, usando il linguaggio semplice, chiaramente agli arti inferiori. Ci potrebbero essere altri casi in Calabria, noi arriviamo con i nostri canali YouTube anche in tutta Italia di persone magari che non hanno trovato ancora la terapia giusta, che non hanno utilizzato questo ziconotide per curarla, e magari è un'occasione giusta questa per provare questa terapia per chi magari non è uscito. Però va detto questo per, diciamo così, completezza di informazione, che questo qui non è un farmaco che si può, diciamo così, assumere, tipo la pilloletta la prendiamo in maniera, diciamo così, tranquilla. C'è bisogno praticamente di un impianto intratecale, non è niente di drammatico, è indolore, si fa in anestesia locale, è una sorta di device che praticamente pompa in pratica il farmaco a livello del liquor, in pratica delle piccole concentrazioni, in maniera costante nel tempo. Un infusore all'altezza della schiena? Sì, diciamo che l'accesso si fa per via addominale, si fa quindi fondamentalmente, ma non è, diciamo così, nulla che non possa consentire una vita, diciamo così, completa, piena sotto tutti i punti di vista. Quindi, anche perché si alternano momenti in cui si alternano momenti in cui, diciamo così, questo poi dipende, perché il paziente chiaramente va seguito nel corso del tempo, va seguito, e quindi di volta in volta diciamo così, l'infusore va riempito, la pompa va riempita con il farmaco stesso, si prova anche per un certo periodo di tempo a sospendere la terapia per vedere se il paziente, diciamo così, in assenza di farmaco riesce comunque a mantenere lo stato, diciamo così, di benessere, ma nel caso in cui, come è successo anche in questa ragazza, la terapia poi con la ziconotide, è chiaro, dopo un momento in cui è stata interrotta un'altra volta, purtroppo ha ripresentato praticamente tutta la sintomatologia, e poi che è completamente scomparsa con la riassunzione del farmaco. Ma li ripeto, nulla di che possa essere, diciamo così, invalidante, ecco, per la vita della persona. Anzi, l'invalidante è la patologia? Esattamente, l'invalidante è esattamente la patologia, esattamente il contrario. Chiaramente sono pazienti che devono essere monitorati, quindi questo è fuori di dubbio. Possiamo passare all'altra patologia? Sì, questo qui è praticamente il caso di una paziente, di una signora che mi scrisse proprio... sono passati diversi anni, quando praticamente uscì in pratica l'articolo, è una signora che vive in pratica a New York, che lesse praticamente questo articolo, e anche lei soffriva di eritromelalgia. La cosa, diciamo così, lei è stata un pochino sfortunata, perché esiste un'altra patologia, è segnata da questo acronimo qua, che sta per Complex Regional Pain Syndrome, che praticamente è una patologia che è molto simile all'eritromelalgia, però non è l'eritromelalgia, e quindi lei ha avuto in un certo qual modo un ritardo in pratica nella diagnosi. Comunque sia, praticamente a distanza di tempo finalmente riceve quella che è la diagnosi corretta. Lei in questo caso aveva, come potete vedere, diciamo così, la patologia si manifestava soprattutto a livello delle mani, non a livello dei piedi, con le stesse problematiche. Ma è gonfiore o rossore in questo caso? In questo caso è rossore, e poi successivamente ha dimostrato anche gonfiore, ma il problema è sempre lo stesso, cioè dolore urente. Lei consideri che questi pazienti, come sensazione, consideri che questi pazienti in pratica hanno un cosiddetto dolore urente, come se tenessero sempre tra le mani dei carboni ardenti. Quindi l'unico modo per poter, diciamo così, dare sollievo, come si diceva poco fa, è quello di immergere le estremità colpite nell'acqua fredda, ma 24 ore su 24.
Quindi, ma per avere un poco di sollievo, non sicuramente quella che è la risoluzione in pratica della malattia stessa, con tutte poi le complicanze, le conseguenze dermatologiche che poi in pratica ne conseguono. E comunque tornando praticamente a questa persona, a questo soggetto, anche lei aveva provato di tutto e di più, e ci scriveva, diceva: ma non è che forse nel mio caso la ziconotide possa funzionare, e siamo riusciti poi a farli inserire in un trial clinico sempre condotto negli Stati Uniti, condotto, e adesso questa persona sta bene, quindi sono passati diversi anni e diciamo così, ha potuto recuperare una buona qualità di vita e sicuramente riprendere quelle che erano le sue. Gianluca? Poi c'è il caso di un ragazzo... Sì, dimmi direttore. Tutto questo si fa in questo laboratorio, si studia questa patologia e si risolve questa patologia grazie al lavoro di ricerca? Non si risolve, ma si migliora la qualità della vita, nel senso che la patologia non scompare, però con questi farmaci regredisce, o comunque gli effetti sono più lievi. Sicuramente, ma la patologia scompare proprio, la patologia scompare. Il problema è che però, diciamo così, la sua scomparsa è legata alla terapia, nel senso che se dura la terapia, se la terapia viene, diciamo così, si prosegue nel tempo, il paziente sta bene. Nel momento in cui si sospende la terapia può succedere che il paziente non manifesti più i sintomi della malattia, ma può anche accadere il contrario, e quindi chiaramente la terapia deve essere un'altra volta ripristinata, insomma, ovviamente reintrodotta. Ma le ripeto, trovato quello che è il dosaggio giusto, con la pompa per infusione, nulla che possa, diciamo così, perché purtroppo questo farmaco, come tutti i farmaci che poi alla fine agiscono sui meccanismi del dolore, possono avere dei pesanti effetti collaterali. Però c'è da dire una cosa, che non esiste un dosaggio standard, il dosaggio si modula sul paziente, quindi si comincia con una dose molto bassa, se quella dose è molto bassa è in grado di controllare la malattia, risponde in maniera adeguata, e si continua con quel dosaggio, e poi praticamente nel caso in cui non dovesse rispondere, diciamo così, si aumenta in pratica gradualmente. Ma ci tengo anche a dire un'altra cosa: la ziconotide sicuramente è l'ultimo approccio, anche in termini anche temporali, ma bisogna anche tentare con tutti quanti gli altri farmaci che già sono in essere, insomma. Quindi in caso di mancata risposta agli altri farmaci, la ziconotide sicuramente potrebbe essere una valida alternativa. Se c'è tempo introduciamo un altro caso, quello di un ragazzo calabrese che mostrava segni di iperattività. Sì, diciamo che questo nuovo caso in pratica ci aiuta in un certo qual modo perché l'approccio qui fondamentalmente è stato un approccio di tipo farmacologico puro. Parlare di questo caso ci aiuta anche ad introdurre, un po' in un certo modo si ricollega a quello che ha detto poco fa in pratica la dottoressa Gione, la nutrizione e i nutrienti e la capacità che i nutrienti hanno di modulare delle molecole che sono importanti praticamente per il benessere del nostro organismo. In pratica, diciamo così, non è più un approccio di tipo farmacologico, ma diciamo un approccio sicuramente molto più fisiologico, e quindi la nutrizione come, diciamo, terapia, ecco, come aiuto, per migliorare in determinati pazienti con determinate malattie rare la qualità ovviamente della vita, che sicuramente è un approccio, come dire, molto più fisiologico, e proprio perché fisiologico, proprio perché parliamo di alimenti, non abbiamo il rischio di quelli che sono gli effetti collaterali, e quindi qualche cosa, insomma, che un po' ci riconduce a quello che è come dire, non il filo rosso, ma lo scopo per cui è nato lo spin-off in pratica Galascreen, quindi qualcosa che diciamo sì, fondamentalmente l'elemento conduttore sempre, insomma, è la nutrizione. Quindi. Vuole passare lui il testimone a Roberto Cannataro? Sì, diciamo che sì, passare il testimone. Prima di passare il testimone, un altro volevo semplicemente sottolineare questo, che al di là in pratica di questo caso, dove l'alimentazione ha aiutato in maniera, alcune modificazioni ovviamente della dieta hanno aiutato in maniera importante questo bambino, quindi raggiungendo poi dei livelli di scolarizzazione ottimali, quindi diciamo si è portato come al solito a un miglioramento della qualità di vita. C'è un'altra malattia sempre rara, che è la sarcoma di Tutto, e anche qui praticamente, che è una malattia, giusto per far capire un pochino di che cosa in pratica parliamo, è legata a un problema di natura genetica, per cui praticamente noi abbiamo l'overespressione di un gene, quindi o meglio ancora che poi porta all'overespressione di una proteina, e questa proteina è forse
qualche volta l'abbiamo sentita, la mielina, che è la proteina che riveste praticamente i nervi. Ciascuno di noi sa anche nell'immaginario collettivo che cos'è la sclerosi multipla. Ecco, per esempio, quella è una malattia che è diversa, però diciamo così alla fine è legata sempre a un danno mielinico. Lì è legato per altre motivazioni, qua per un difetto praticamente genetico. E anche qui praticamente in questi pazienti... Che effetti hanno questi pazienti? Praticamente hanno innanzitutto, sono pazienti estremamente giovani, la malattia inizia subito, addirittura in età scolare inizia, e, diciamo, ecco, tra le altre cose, come tutte le malattie rare, diciamo, ci sono delle patologie variegate. Nel senso che la sintomatologia può essere diversa da paziente a paziente. Non è una malattia mortale, però è una malattia che la qualità di vita sicuramente la compromette tanto, perché essendo praticamente una malattia demielinizzante, alla fine quello che si ha è un'atrofia in pratica dei muscoli. Tradotto in parole molto povere, queste persone nel corso del tempo possono andare incontro a paralisi, quindi insomma iniziano con difetti della deambulazione, e poi anche difetti anche nella motilità praticamente delle mani, e poi la malattia progredendo nel tempo può portare poi a paralisi, il soggetto poi si trova costretto a vivere su una sedia a rotelle, quindi parliamo sempre, non si muore, però chiaramente la qualità di vita è quella che è. E quindi anche qui, diciamo così, l'approccio nutrizionale in maniera, diciamo così, mirata. Tengo a dire solo questa cosa e poi passo la parola al dottore Cannataro. L'approccio nutrizionale che noi, diciamo così, abbiamo applicato nasce dalla ricerca di base, cioè non è, diciamo così, la cosa generalista, nutrirsi bene, sicuramente fa benissimo, non c'è ombra di dubbio, ma questo approccio nutrizionale ha delle basi scientifiche che nascono, come vi dicevo, dalla ricerca di base, e nasce, come al solito, dal sapere e dal riconoscere il ruolo importante che i microRNA hanno nella fisiologia praticamente umana. E passo la parola al dottore Cannataro, Gianluca? che vi parlerà più in dettaglio della... Gianluca? Siamo vicinissimi alla pubblicità, se non sbaglio. Sì, ma ti vedo un po' così, stordito, hai sentito tutte queste cose, insomma, no? No, sono cose che ormai ho appreso e niente, mi fa piacere che si arrivi a tanto qui all'Unical e che ci siano anche delle intuizioni importanti su casi che, come dicevo, vengono da New York oppure dalla vicinissima Calabria, da paesi della provincia, che si curino patologie e che si risolvano problemi magari di bambini che hanno una problematica che ha un'origine ben precisa e magari vengono confuse per altre. Gianluca, tutto questo si fa qui, fra poco scopriremo. Sì, dimmi. No, una sola domanda alla dottoressa, per favore, gliela puoi girare, ma tutto questo che voi fate sì, certo, in Calabria lo sanno? La domanda che fa il direttore, sì, tutto quello che fate in Calabria lo sanno? In Calabria inteso nella Calabria che ci governa, nella Calabria che conta? No, per noi quello che conta, insomma, sì, sono i pazienti, fondamentalmente il benessere delle persone. Se questa cosa, ma soprattutto per, diciamo così, come dire, far capire che qua ci potrebbe essere un approccio diverso che potrebbe, diciamo così, aiutarli a migliorare quella che è la loro qualità di vita, insomma, fondamentalmente. Sicuramente, diciamo così, la televisione è un buon viatico per poter pubblicizzare ovviamente il tutto. Diciamo che la cosa, sì, negli ambienti scientifici sicuramente, diciamo così, è conosciuta, su quelli politici non lo so, insomma, fondamentalmente, ma... su quelli politici non lo so, forse sì, insomma, me lo auguro, perché, diciamo così, ci potrebbero dare insomma, una mano, insomma, fondamentalmente, ma una mano nel senso proprio per pubblicizzare, per quello che è il nostro lavoro, e sempre perché il fine ultimo per noi fondamentalmente è aiutare le persone, cioè la ricerca è una cosa bellissima, molto spesso il lavoro del ricercatore, insomma, un po' viene visto come qualche cosa
dopo di laboratorio che sta dietro un bancone, chiusa a sé stante, una persona che studia, insomma un po' avulsa da quella che è la realtà, quindi far capire che, diciamo così, la ricerca alcune volte può anche essere, diciamo così, vicina ed essere operativa anche nei riguardi di persone che, diciamo così, hanno bisogno, qualcosa di reale, qualcosa di tangibile. Concreto. Ecco, di concreto, calata nella realtà, insomma, fondamentalmente. Bene, Gianluca, pubblicità. Direttore, pubblicità. Ci fermiamo? Sì, la ok, pubblicità. a fra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Torniamo in diretta, torniamo subito, colleghiamoci con Gianluca immediatamente. Ciao direttore, ancora buon pomeriggio a tutti. Ripeto, per chi si fosse messo in contatto adesso con il nostro canale 10, che siamo nel Dipartimento di Farmacia, Scienza della Salute e della Nutrizione, siamo nel laboratorio Fattori di Crescita dei Nutrienti, abbiamo parlato delle malattie rare, abbiamo parlato dell'influenza della nutrizione su alcune patologie, abbiamo visto quanto invalidanti. Intanto vi abbiamo presentato due delle componenti di questa equipe che Erika Cione ha definito un gruppo multidisciplinare orizzontale. Questo perché qua non comanda nessuno, perché ognuno ha le sue competenze, ognuno è padrone della propria materia e c'è uno scambio bellissimo di conoscenze che porta a questi risultati. Così come sulle malattie rare, così come su queste due patologie che abbiamo sentito, quella del bambino, del ragazzo che aveva questa iperattività e che non si capiva da cosa derivasse, è entrato in, come dire, in azione il nutrizionista, l'ingegnere chimico Roberto Cannataro, che ha avuto appunto delle intuizioni prima, ma poi avvalorate da esami specifici sull'impatto appunto della nutrizione, in particolare di alcuni alimenti, su questa patologia. Diciamo che è stata un'intuizione guidata, perché sapevamo che ci fosse questo deficit di questo zucchero, ovvero il 7-seteptulosio, però magari sentito così si pensa: ma dove lo trovo? Non starà presente negli alimenti. Invece proprio questa è stata un po' anche la mia, diciamo, specialità nell'essere anche tecnologo alimentare, quindi sapere come sono fatti gli alimenti e quindi arrivare a vedere che è presente ad esempio nei pomodori, nelle carote, che sono alimenti, ci mancherebbe, sanissimi, che fanno giustamente parte della nostra alimentazione, che però abbiamo dovuto levare a questo bimbo. E in effetti ragazzino allora, e in effetti all'inizio fece un po' fatica, perché levare, specialmente, era comunque un nostro conterraneo, levare il pomodoro, quindi la pasta al pomodoro, o mangiare la pizza bianca, insomma non è proprio semplice, però anche lui notava che si sentiva meglio, quindi riusciva a stare più tranquillo. È stato anche molto bello sentire l'insegnante di sostegno a scuola che diceva che il ragazzo era proprio molto più tranquillo, riusciva ad essere presente a scuola, attento, e quindi semplicemente levando questi alimenti o comunque diminuendoli di molto, perché ogni tanto la pizza al pomodoro come d'ordinanza se la concedeva, è riuscito ad avere un outcome molto molto migliore della sua patologia, che ovviamente, avendo questo deficit, non è curabile. Certo, chissà quanti altri casi ci sono in Italia, al mondo, in cui magari questo deficit cognitivo deriva proprio da questa tipologia di... Sì, infatti potrebbe, magari, tanto basta fare l'analisi genetica per valutare se c'è, da lì agire a livello semplicemente nutrizionale, senza alcun tipo di farmaco. Serve un esame del sangue, cosa serve? Sì, insomma, bisogna avere un qualcosa che contiene appunto il DNA, e quindi ad esempio tramite sangue si può valutare benissimo. L'altra patologia della quale si è occupato è la CMT, io la dico in sigla, c'è un nome che ha detto prima la dottoressa Carolea. È legata ai tre studiosi che l'hanno, diciamo, codificata, appunto Charcot-Marie-Tooth, questo significa CMT. E a questa, diciamo, patologia e comunque sono, diciamo, particolarmente legato perché sono anche il responsabile nazionale della loro associazione in quanto a nutrizione.
è una sindrome dove si ha appunto la demielinizzazione degli arti inferiori e o superiori, quindi comunque è diminuita la funzionalità sia degli arti superiori o inferiori. Come ha detto la dottoressa Caroleo, abbiamo degli outcome a volte molto diversi. Io purtroppo vedo ragazzi di 18 anni in sedia a rotelle, adulti anche a 50 che tutto sommato hanno una vita normale, comunque riescono a svolgere le loro attività normali. Per fortuna, come diceva appunto la dottoressa Caroleo, non si muore di CMT, però comunque si ha una vita molto condizionata, e anche qui riuscire ad avere un approccio nutrizionale adeguato, quindi quello che è non mettere dell'infiammazione in un soggetto che è ancora più infiammato, e quindi ad esempio gestire i picchi glicemici, avere un giusto apporto vitaminico, fa sì che questi soggetti abbiano una qualità di vita migliore, perché anche in questo caso la loro patologia non è curabile, è una patologia genetica, quindi non possiamo rimettere a posto un qualcosa che, fra virgolette, è andato storto, almeno per adesso, però possiamo migliorare di molto la loro qualità di vita, ed è quello che stiamo riuscendo a fare. Quanti malati ci sono in Calabria e in Italia col CMT? In Italia se ne stimano almeno 5.000, quindi teoricamente è una patologia rara. In effetti 5.000 casi in Italia non sono affatto pochi, in Calabria comunque personalmente ne ho contato almeno una quindicina che seguo io proprio tramite l'associazione, quindi comunque è una patologia ripeto, rara, ma alla fine frequente. Potrebbero essere anche un centinaio i malati qui in Calabria, facendo le proporzioni sulla popolazione. In effetti sì, se mettiamo più o meno sulle 20 regioni e ne abbiamo almeno 5.000 in Italia, assolutamente sì, un centinaio me lo aspetterei purtroppo. Qui non si è individuato in particolare un alimento proprio su diciamo, l'apporto glicemico, quindi... No, in questo caso non c'è un alimento di per sé che è un problema, e anche in questo magari spenderei una piccola parola su quello che è la nutrizione attuale, ovvero si tende a volere criminalizzare determinati alimenti. Allo stato delle cose non c'è un alimento che di per sé dia fastidio o crei problemi. Se poi, come il caso del ragazzino, a ragion veduta si vede che quegli alimenti danno fastidio, allora vanno eliminati anche in maniera categorica, altrimenti tutto ci dovrebbe stare nella nostra alimentazione quotidiana. Ci sono altri casi di patologie che avete osservato e che avete trattato? In questo caso specifico no, perché comunque con la CMT abbiamo visto molto, specificatamente nutrizionali in quanto a patologia specifica no. Poi abbiamo fatto anche uno studio che invece ha riguardato l'obesità e il dimagrimento, e da lì un discorso pseudopatologico, ovvero la gestione dell'emicrania ricorrente, e quindi qui ritorneremo fra un attimo, perché prima vorrei parlare appunto dello studio che appunto abbiamo operato, ovvero uno studio su 36 soggetti, maschi e femmine, ai quali abbiamo somministrato il programma nutrizionale che è detto dieta chetogenica. Anche questa molto alla ribalta ultimamente, perché viene spesso utilizzata in maniera impropria per 6 settimane, e fondamentalmente si basa sull'avere un quantitativo di carboidrati molto ridotto, intorno ai 20 grammi al giorno, che significa, tradotto in termini pratici, 100-150 grammi di frutta, non di più, quindi niente pasta, niente pane e così via. E il resto però deve essere grassi e carboidrati, e sottolineo grassi e carboidrati, proteine, scusate, grassi e proteine. E sottolineo grassi e proteine perché spesso viene fatta solo proteine, diventa una dieta fortemente iperproteica che può avere anche delle condizioni di pericolosità. Invece con i grassi ci garantisce un equilibrio maggiore. E abbiamo visto ad esempio in questo caso che si è normalizzata ad esempio l'insulina, quindi comunque la regolazione della glicemia, i trigliceridi, ovviamente quello che ci aspettavamo, i soggetti hanno perso peso, e hanno perso anche dai 6 agli 8 kg in media in 6 settimane, quindi comunque un risultato anche 1 chilo a settimana, che comunque è abbastanza. Però quello che ci interessa di più ad esempio è questa condizione, ovvero che i soggetti abbiano perso in maniera salutare.
Questa è l'analisi che si chiama bioimpedenza, che ci permette di valutare questi due parametri, ovvero la massa cellulare e l'angolo di fase, che ci dicono quanto il soggetto è in salute, quanto sta bene, ad esempio in un atleta, e lo stato di forma. E come si può vedere, del tutto è andato in crescita. Quindi non solo non è diminuito, ma quindi i soggetti sono dimagriti, in salute e migliorando le loro condizioni. E qui ad esempio si vede proprio lo spessore di grasso sull'addome, che passava ad esempio in un soggetto da 2,5 cm a meno di 2. E questo è il Questo, direttore, è proprio le maniglie dell'amore praticamente, sono così evidenziate qui prima della dieta di queste settimane, e poi il risultato è questo. Quindi se riusciamo a fare a meno di carboidrati e ci affidiamo a proteine e grassi per un po' di settimane, riusciamo a ottenere questo risultato e ci si alza la massa cellulare. Gianluca, e quindi questo, intanto, dimmi, direttore, il vegetariano allora può stare tranquillo, che deve fare? Il vegetariano avrà altre, penso io, carenze, diceva il direttore. Il vegetariano può stare tranquillo? No. No, perché non è che vegetariano significa affrancarsi da qualsiasi problema, anzi, lo dico nella pratica di studio, a volte che ho dei vegetariani che hanno il colesterolo elevato, che sembrerebbe strano, perché lì anzi anche vegani che non mangiano assolutamente fonti animali, eppure se sbilanciano troppo verso i carboidrati, che non voglio farne il demone, anzi ci vogliono, un piatto di pasta al giorno ci sta tranquillamente, intendiamoci, però se si sbilancia troppo si produce colesterolo e si fa aumentare in maniera anomala. Ritornerei sulle famose manigliette dell'amore, perché sono quelle che sono correlate all'insorgere di patologie cardiovascolari, quindi non è solo un discorso estetico, ma anche assolutamente salutare riuscire ad avere un risultato di quel genere. Allora, questo grafico, la parte di sopra corrisponde ai soggetti dei 36 presi in esame maschi, e invece quello in basso delle donne, che hanno una massa cellulare più bassa rispetto a quella degli uomini. Questo è importantissimo, questo dato, diceva il dottor Cannataro, per quanto riguarda gli atleti, perché un atleta, un giocatore, un corridore che abbia questa massa cellulare così alta nella media riesce ad avere a dare delle performance migliori durante le partite, le gare, eccetera eccetera, e questo l'ideale sarebbe mantenere sempre in livelli alti la massa cellulare, anche quando si deve perdere peso, perché questa è la vera forma fisica. E poi in basso invece abbiamo altri criteri che sono quelli più interessanti. Beh sì, in effetti diciamo che se fino ad adesso è uno studio importante, però è, fra virgolette, classico. Quello che c'è giù invece è un qualcosa di innovativo, ovvero abbiamo misurato, come abbiamo visto anche nella prima parte di questo incontro, i microRNA, là lo facevamo nel latte, qui lo abbiamo fatto nel sangue, abbiamo misurato tutti quanti i microRNA in questi soggetti, prima e dopo il periodo, quello che si chiama appunto mirnoma. I microRNA ci dicono un po' come variano le proteine nel nostro corpo, di fatto come sta lavorando il nostro DNA, perché il DNA lo possiamo vedere come una libreria, abbiamo quei libri, ma li sta leggendo il nostro corpo in questo momento? Ce lo dicono i microRNA. E quindi abbiamo valutato appunto come variano in dinamico. Ad esempio questa prima parte erano appunto gli obesi, questi qua sarebbero i soggetti normali, vedete che sono abbastanza diversi, quindi l'obiettivo è ritornare verso la diciamo normalità, e questo in parte è successo. In particolare, ad esempio, abbiamo migliorato quelli che sono i parametri infiammatori, cioè comunque il sovrappeso e l'obesità danno luogo ad infiammazione, e quindi migliorare l'infiammazione significa mettere nelle condizioni migliori il soggetto per rispondere a tutto quello che gli viene incontro, dal semplice raffreddore anche al tumore, che probabilmente è quello ovviamente di cui abbiamo giustamente più paura e preoccupazioni. Perché in un corpo sano che ha una capacità di rispondere bene, anche la cellula tumorale fatica poi a proliferare. Assolutamente sì, assolutamente sì. Purtroppo probabilmente molti di noi in questo momento hanno una cellula tumorale addosso, ma se il nostro sistema immunitario è capace di rispondere, la mette letteralmente a tacere, altrimenti purtroppo prolifera e produce quello che tutti purtroppo conosciamo. Altra cosa che volevo dire, che è venuta fuori in maniera diciamo casuale da questo studio, è che i soggetti, alcuni che manifestavano emicranie ricorrenti, ne avevano molti di meno.
E da qui l'applicazione che in effetti riusciamo a fare proprio sull'emicrania, quella ricorrente però purtroppo patologica, ovvero condizioni per cui si hanno anche dai 2 a 4 attacchi giornalieri, alcuni dei quali letteralmente invalidanti, per cui gli antinfiammatori classici praticamente non hanno effetto. Si arriva a farmaci ad esempio come il topiramato che hanno un'azione a livello centrale veramente importante. E abbiamo gestito queste condizioni con la dieta chetogenica, quindi questi soggetti praticamente non avevano più attacchi o comunque ne avevano molto meno frequenti, solo con l'alimentazione. Quindi anche qui uno stato diciamo pseudopatologico però gestito tramite alimentazione, e in effetti porteremo proprio questo lavoro la settimana prossima al congresso dell'American Society for Nutrition a Baltimora, proprio a presentare questi nostri risultati. Dottor Cannataro gira un po' l'Italia e il mondo, molto legato al calcio, con diverse società, il Parma per esempio. Beh, in effetti non io direttamente, ma un po' con orgoglio, anche qui uno studente della nostra università adesso è il nutrizionista del Parma, che è anche mio invece studente in un master che dirigo di nutrizione e integrazione allo sport invece a Milano. Quindi comunque anche qui riusciamo ad avere, è un po' un orgoglio sapere di avere un ragazzo che è stato qui studente, che però adesso è riuscito a farsi così avanti da appunto essere nutrizionista di una squadra di Serie A di tutto livello, insomma. Direttore, approfitta, visto che tu sei molto attento all'alimentazione, riesci a mantenere una forma perfetta? Io sono affascinato dallo studio di questa dieta che ha messo in piedi il professore. Mi piace molto come si lavora combinando gli alimenti, togliendo, aggiungendo, perché oggi mangiare bene e saper mangiare è fondamentale. Certamente come dire, non bisogna rinunciare a nulla, però nelle quantità modeste va bene tutto. No, volevo chiedere se questa dieta, questo studio fatto sugli alimenti in qualche modo può tornare utile in questa terra, non solo nell'ambiente universitario, può essere utilizzato. Chiedo se il professore per esempio viene invitato a raccontare come bisogna nutrirsi nei vari incontri, se si fanno, ci sono queste occasioni organizzate in Calabria oppure no, oppure solo Baltimora, Nord Italia, Europa. Mi interessa saperlo. Chiede il direttore se questo studio, questo lavoro, questo capire quanto sono importanti gli alimenti ha un riscontro anche nella nostra terra, può essere utilizzato, se l'interesse c'è soltanto a Baltimora oppure lei viene invitato in corsi, simposi, incontri e convegni. Ma diciamo che un po' sì, anche se purtroppo un po' vale il proverbio nemo profeta in patria. Diciamo che nella mia terra faccio un po' fatica. Ci sono comunque, siamo presenti e comunque ci sono delle iniziative valide, però devo sottolineare come ad esempio questo studio è stato realizzato grazie a un cofinanziamento di un'azienda che è del centro Italia. Quindi realizzarlo qui da noi mi fa piacere, anche perché la nostra scelta è stata di rimanere qui e comunque di cercare di creare qualcosa. Io, dottoressa Cione e mia moglie, abbiamo passato 1 anno e mezzo in California e siamo tornati qui a vivere comunque in Calabria e a cercare di sviluppare qualcosa in Calabria, perché siamo fieri di essere calabresi e vogliamo rimanere qui, però magari vorremmo che ogni tanto ce ne fosse dato anche più modo di esprimere quelle che comunque sono delle qualità che abbiamo qui e quindi che potrebbero essere applicate ancora di più. Lo sono, ma magari potrebbero esserlo di più. Avevi dubbi, direttore? No, assolutamente no, non avevo alcun dubbio. Tant'è che questo spazio, questa finestra di approfondimento nasce appunto per questo, perché io per esempio non sapevo, non conoscevo, conosco la dottoressa Cione da diverso tempo, so che è una splendida, bravissima ricercatrice, questo gruppo di ricercatori che lavorano insieme a lei fanno delle cose meravigliose, cioè questo studio dell'alimentazione, anche prima le patologie di cui ci parlava la dottoressa, quello che si è riuscito a fare in questo
laboratorio dell'Università della Calabria, per me è una cosa fantastica. Cioè oppure il latte materno per i bambini prematuri? Capito? La nostra idea, perché noi siamo una rete che deve fare cultura, deve promuovere le cose belle che ci sono in questa terra, le cose interessanti, sarà il nostro impegno, se il professore vorrà onorarci della sua presenza, parlare, divulgare, raccontare questa ricerca che a me pare molto molto bella, molto, molto interessante. Certo, il direttore dice che sarà nostra cura, come al solito, dare ascolto e diffusione, diffondere tutto quello che si fa in questo laboratorio, in questi laboratori, perché il nostro scopo è proprio questo, quello di divulgare ciò che avviene nella Calabria che funziona. Bene, adesso magari il professore puoi già, come dire, invitarlo in studio da noi a raccontarci questa bellissima ricerca che ha fatto. Appena avuto un invito per raccontare tutto quello che fa nella ricerca negli studi di Teleuropa Network, così ci sarà un'altra vetrina per questo splendido lavoro e naturalmente per tutto quello che concerne l'alimentazione. Senti, adesso siamo quasi in chiusura, abbiamo il tempo di ringraziare e salutare la dottoressa Cione, se sì, andiamo alla dottoressa Cione per salutarla qui davanti alla schermata della Gala Screen. Dottoressa, è stato un bellissimo viaggio. Grazie a Tilio, grazie a te che sei qui e che ti sei impegnato in questo spazio a renderti anche autonomo tra macchinari e pubblicazioni. Saluto altri 3 soci dello spin-off, Maria Rita Perri, Luca Gallelli e Francesca De Luca, che oggi non sono qui perché sono impegnati sul campo. Francesca in particolare sarà sicuramente insieme alla dottoressa Lucente di ritorno dal reparto di neonatologia di Catanzaro. Posso fare, Gianluca? Direttore? Sì, voglio fare i complimenti a Erika, che conosco da tempo, so che è una ricercatrice instancabile, un fiore all'occhiello di questa università, così come gli altri collaboratori che sono al suo fianco. Ci piace parlare delle persone come Erika e come il dottore che avete visto prima, la dottoressa intervistata in prima battuta, che raccontano una Calabria diversa, che esce fuori, si svincola dagli stereotipi che purtroppo accompagnano il racconto e la narrazione della Calabria. Complimenti del direttore alla dottoressa Cione, che conosce da tempo, e naturalmente alla dottoressa Caroleo e al dottor Cannataro per il lavoro che fate, e naturalmente un altro ringraziamento. Direttore, vai, saluto. È d'obbligo un saluto al mio direttore di dipartimento, la professoressa Maria Luisa Panno, che oggi non è qui perché la notizia di essere qui con noi è stata una notizia, diciamo, abbastanza tempi brevissimi, quindi aveva un altro impegno, ma la ringrazio perché ci siamo sentite stamattina e anche lei ci ha fatto i complimenti per essere riuscite a catturare Focus. Grazie, grazie. Allora io aspetto il prossimo compito, la prossima missione, dimmi dove devo andare e io cercherò di capire, perché il nostro mestiere è questo, non dobbiamo sapere tutto, un po' di tutto, siamo delle persone che devono soprattutto capire e poi trasferire queste informazioni. Noi siamo media. Insieme a te, anche oggi, Gianluca, noi siamo siamo media, dobbiamo portare nelle case ai nostri telespettatori le cose che riteniamo essere meritevoli di attenzione, e questo laboratorio sicuramente lo è, come gli altri. E chissà che magari qualche ragazzo che ci segue da casa non decida di iscriversi poi alla facoltà di farmacia oppure di ingegneria meccanica o chimica, perché magari seguendo queste cose, appassionandosi e vedendo che possono essere utili per la collettività o anche per se stessi, per la propria crescita personale. Bene, grazie Gianluca, complimenti a te come sempre, a Mario per le riprese, perché ci ha raccontato attraverso le immagini quello che i professori da te intervistati ci hanno fatto vedere. Enzo Leonetti in regia. Mario alla fine avrà la laurea honoris causa, eh? Sì, ormai ha iniziato questo percorso di studi, vediamo.
La settimana prossima saremo in un altro posto bellissimo. Finora 3,30 ha preso, Come? Ha preso 3,30 finora. 3,30, no, 2 perché Mario, la lode. uno l'ha preso Massimo. Quindi... 2, uno l'ha fatta Massimo. Ecco. Massimo, 28 Massimo, dai. Bene, Francesco Gambisani e Giuseppe Costanzo per il reparto di immissione. Vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo la prossima volta, arrivederci.